Attività amministrativa, un grosso impegno che a volte può portare via anche tempo. Come state vivendo queste prime settimane, insomma, alla guida della macchina comunale? Allora, per me che sono assessore comunale nel comune di Rossano Veneto, assessore al bilancio e allo sport, è un grosso impegno anche da un punto di vista di tempo, perché è la prima esperienza per me e quindi devo entrare un po' nel meccanismo amministrativo, e poi è un cambio di amministrazione, quindi c'è tutto il passaggio di consegne e quindi è un lavoro complesso ma che sto svolgendo con entusiasmo e con impegno, ovviamente. Io sono consigliere e mamma da 11 mesi, dunque cerco di conciliare al meglio il tempo sia politico che della famiglia. Sicuramente è un grosso impegno, però cerco di svolgerlo al meglio, avendo delle deleghe relative al sociale, sempre comunque nido o comunque bambini piccoli, insomma, cerco di fare il meglio, insomma. Ritenete utili incontri di formazione come questo? Certo, molto utili perché, come ho già detto, siamo nuove dell'ambiente, quindi la formazione è importante anche per capire come affrontare nuovi impegni e nuove sfide che ci verranno fatte, insomma, con il tempo. Molto importante perché comunque essere informate nella nostra prima esperienza vuol dire anche saperci come gestire, come muoverci, insomma, in questa nuova esperienza. Vorreste altri incontri tipo questo? Sì, tra l'altro io ho visto che, essendo assessore al bilancio, ce n'era uno previsto riguardo alle tasse comunali IMU, che con data da destinarsi, perché ovviamente siamo in attesa di novità da parte dello Stato centrale, insomma. Sì, ritengo utile, secondo me però fare un po' più tematico su relativo al sociale o comunque relativo al bilancio, ecco, senza mettere vari argomenti insieme, insomma, ecco. Perfetto,